Il problema è che noi tutti insieme qua vogliamo dire forte al governo: siamo disponibili, ma non a morire, siamo disponibili a qualsiasi soluzione seria. Sediamoci e parliamone seriamente, non può essere una cosa che uno vince e un altro perde, qui devono vincere tutti e dimostreremo, e lo dico proprio alle persone che più hanno a cuore l'ambiente, che soltanto se scaviamo i canali impediamo alle eliche di alzare quello che è, noi lo chiamiamo fango, chiamalo come vuoi, e quello sì è inquinamento. Allora è l'opera dell'uomo che salva l'ambiente. Questa manifestazione di oggi, tranquilla, sorridente, pacifica, ringrazio tutti per la compostezza, ma qui c'è gente che rischia il lavoro proprio, delle proprie famiglie, e soprattutto non riusciamo a capire perché non si voglia dare un futuro a quei bambini, a quei giovani che stanno pensando ad andare via dall'Italia. Marghera è porto ed è industria, perché Marghera non è solo porto, è anche luogo di trasformazione, luogo di industria, uno dei grandi luoghi industriali dell'Europa. Il Parlamento ci ha approvato una ZES, adesso devono essere fatti i regolamenti per attrarre ulteriori investimenti. Non c'è solo il turismo a Venezia. Venezia è un grande luogo industriale e artigiano di trasformazione. Insieme dobbiamo vivere e insieme dobbiamo fare, insieme proprio salvando quell'ambiente che ci ha reso forti e utili. E per cui noi siamo in testa a questa, noi come amministrazione, noi come città, tutta la città. Io rappresento tutta la città che mi ha votato e che non mi ha votato. Io ho il dovere sacrosanto di garantire il lavoro e la sicurezza delle persone, e di questo voglio occuparmi. Io voglio ringraziare tutti e soprattutto anche tutte le categorie e tutti i lavoratori che sono qua, ognuno con le proprie idee trasversali quanto si vuole, e questa è la dimostrazione che l'Italia ce la può fare, perché noi qui non stiamo discutendo soltanto il futuro di Marghera o di Venezia, certamente il nostro, ma noi stiamo proponendo una soluzione per salvare l'Italia da un declino economico che ormai diventa ineluttabile. Guardate, voi siete gli eroi, voi siete in prima linea per difendere il lavoro e difendere il futuro dell'Italia. Grazie mille.